Come sempre ben trovati con l'appuntamento della terza pagina della cultura in onda su questa vostra emittente che si preoccupa da sempre, diciamolo, di informarvi quotidianamente su quanto succede nel vostro territorio. Siamo sbalorditi come la burocrazia, purtroppo con il contributo della buona fede del mondo politico, probabilmente non consapevole che con questo pretesto di favorire queste nuove tecnologie, e lo diciamo anche noi, importantissime da coltivare, ma da obbligare al confronto con il mercato, confronto al quale noi siamo quotidianamente obbligati. Un'imposizione per legge di fatto metterà a tacere centinaia di serissime imprese, medie e piccole, che da decenni svolgono la loro dignitosa attività di informarvi per il vostro ambito. Con questo passaggio al T2, tutti saranno obbligati, tutti noi piccoli e medi editori, saremo obbligati ad utilizzare punti di emissione in mano a pochi. E a quali oneri? Probabilmente tutto questo al mondo della politica è sfuggito. Questo cambio di tecnologia, da una parte, presso il pubblico più vasto, comporterà esborsi imprevisti a vario titolo, decoder, nuovo televisore, per chi vorrà guardare appunto la televisione. Dall'altra, costringendo gli editori locali ad oneri difficilmente sostenibili, farà sparire, come detto, centinaia di editori medio-piccoli, le loro redazioni, i loro tecnici, ovvero qualche migliaio di lavoratori sulla strada. E tanto varrà anche per gli editori locali più grandi, a breve. È già successo così con i contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri appunto all'editoria radiofonica e televisiva. Giusto per dire quelli per i costi elettrici e telefonici. Vi ricordate la campagna denigratoria contro questi contributi all'inizio, metà dello scorso decennio? Tutti ad accusarsi l'uno contro l'altro per presunti sprechi, per abusi. A cosa è servito? Contributi tolti a tutti. Attenzione, fuorché ad un unico soggetto. Ma a questo proposito vi invito a visitare su Facebook la pagina del senatore Vito Crimi, quella dell'8 aprile 2019, 8 aprile 2019, e poi, scoperta da poco, anche quella del 6 giugno, sempre del 2019, 6 giugno. Credete, nulla da eccepire sul finanziamento pubblico ad una radio, ma perché una sola? Non è forse un monopolio? E non è forse proibito il monopolio in uno Stato di diritto? Il senatore Vito Crimi al tempo di quanto ha pubblicato nella sua pagina, era l'autorità politica con la delega all'editoria e ha scritto 140 milioni di euro dalla legge 250/90, quella che per la Corte Costituzionale regola in modo sistematico i contributi per l'editoria e che dà accesso ad un contributo supplementare per chi opera in ambito nazionale erogato dalla legge 230/90. Una legge che eroga ad un unico soggetto, è un monopolio, è una legge di monopolio. E con questa legge, con 17 decreti, nessuno dei quali convertito in legge, sono stati erogati 200 milioni di euro. Su quella che noi chiamiamo carta da formaggio, 200 più 140 fa 340 milioni delle vecchie benedette lirette. Giusto per capirci, appunto in lirette, 700 miliardi. Ma vi rendete conto? È tutto scritto sulle pagine Facebook del senatore Vito Crimi, 8 aprile 2019, 6 giugno, sempre del 2019. Rimarrete sbalorditi. Ha ragione il presidente dell'AREA, Antonio Diomede, quando scrive: nonostante le acque agitate che tormentano l'Italia, in fatto di pluralismo radio-televisivo, la vela dell'AREA, mani pulite sulla comunicazione, continua la sua crociera di libertà presidiando le sedi istituzionali romane e approderà il prossimo 4 ottobre
a Piazza Montecitorio per chiedere al Parlamento il rispetto integrale dell'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero ed espressione con qualsiasi mezzo di comunicazione. Il 28 luglio 1976, con la sentenza 202, la Corte Costituzionale pose fine al monopolio della RAI, dando voce alle radio TV locali. Quelle voci oggi non possono essere soppresse senza ferire gravemente la Costituzione italiana. Mani Pulite sulla comunicazione, riformando l'editoria radiotelevisiva, vuole restituire ai cittadini il diritto di informare e di essere informati. L'informazione è un pubblico servizio e in quanto tale va sostenuta. I diritti acquisiti, anche quelli dei più deboli, dei più piccoli, sono inviolabili in uno Stato di diritto e con il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione vanno rispettati. Non mi stancherò mai di dirlo. È stato il capo dello Stato ad affermare che l'informazione è presidio di democrazia e la democrazia va difesa, prima di tutto anche con i sensi della cultura. Benvenuta la vela Mani Pulite sulla comunicazione. Premesso questo, passiamo all'appuntamento di questa nostra terza pagina della cultura. Una produzione realizzata al Teatro delle Voci di Treviso, come ho già detto il più grande studio di registrazione d'Italia e uno dei 3 più grandi d'Europa, con l'Abbey Road di Londra, reso famoso, come vi ho già detto, dai Rolling Stones e dai Beatles, ed un altro grande studio di pari dimensioni che si trova in Bulgaria, nella capitale, a Sofia. Quello che vi proponiamo è il secondo concerto della rassegna che abbiamo timidamente organizzato nel 2016, una bella esperienza in un luogo eccezionale. Abbiamo pensato di lasciarla appunto nella sua integrità per dare testimonianza della volontà di far bene, di acquisire esperienza e di promuovere davvero la cultura. Ospite un delizioso quartetto, le Baicole, bravissimi interpreti che poi in vero si sono sciolte, dando vita però ad altri impeccabili ensemble. Ma diamo spazio a loro proponendovi integralmente la registrazione. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, è per me un piacere presentarvi questa mattina le Baicole. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina al violino, Francesca Levorato alla viola ed Elena Borgo al violoncello. Perché Baicole ce l'hanno spiegato in passate edizioni del Prosecco Classic Festival, perché sono dolci, perché il baicolo, il biscotto tradizionale veneziano, è insomma una cosa che tutti ricordiamo e che ricorda, appunto, evoca i sapori delle nostre mamme, dei salotti anche di Venezia. Loro sono veneziane doc e quindi da questa intuizione del marito di Francesca, Baicole. Vogliamo rendere onore anche a questo. Ecco, un repertorio, quello di oggi, che comincia con Georg Friedrich Händel, la sinfonia dal terzo atto di Salomone in Si bemolle maggiore, Arrivo della Regina di Saba. E cominciamo subito con la musica. Buon ascolto.
Continuiamo con Vivaldi, conterraneo delle nostre amiche veneziane, con il concerto in La minore, in La maggiore per archi, F11 numero 4, allegro molto, andante molto, allegro.
Continuiamo con Vivaldi. Rispetto al programma di sala che vedete, infatti c'è un brano in più di Vivaldi, ci sarà qualche altro brano di Tchaikovsky, non ci sarà il bolero di Ravel, ma insomma. Continuiamo con l'estro armonico, il concerto 11° dall'opera 3 dell'estro armonico, un'opera che è stata chiamata così, con un ossimoro vero e proprio, perché l'estro è la fantasia, mentre l'armonia invece è la tecnica quasi matematica che permette di comporre i brani musicali, armonizzati per più strumenti in questo caso. Ecco, in quest'opera Vivaldi ha cercato di sintetizzare un po' di cercare l'equilibrio tra i due elementi, ovvero la fantasia e la tecnica. Ci sarà riuscito? Ce lo farete ascoltare.
Continuiamo con Johann Sebastian Bach, il concerto numero 3 in sol maggiore brandeburghese, un'opera che quella dei concerti brandeburghesi che appunto erano stati dedicati nel 1720, intorno al 1720, proprio da Bach, al margravio del Brandeburgo Christian Ludwig. E un'opera che si dice appunto fosse stata archiviata subito dai bibliotecari, che probabilmente non che non apprezzassero l'opera musicale, ma consideravano i musicisti allo strego di normali servitori e quindi sì, grazie, mi hai regalato quest'opera, però adesso la mettiamo via. È stata riscoperta molto più tardi, forse anche dopo che l'opera insomma, di Bach era passata un pochino e lo stile si era evoluto e quindi insomma è stata riscoperta più recentemente dai musicologi anche oggi e quindi viene riproposta perché comunque è un'opera davvero ricca di significati, ricca di armonie molto interessanti per la musica. Grazie.
Continuiamo con la passacaglia di Johan Halvorsen, un autore norvegese di cui non abbiamo tantissime opere, però questa passacaglia è rimasta famosa, è basata su appunto un'armonia di Handel ed è rimasta e oggi ce la faranno sentire.
Continuiamo con Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento in Fa maggiore, K 138.
Diamo con Piotr Ilyich Tchaikovsky dallo Schiaccianoci, la marcia, la danza della fata confetto, la danza degli zufoli e il valzer dei fiori.
Signore e signori, le Baicole. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina, Francesca Levorato ed Elena Borgo. Di Delibè, Flower Duet. Grazie per la magia che ci sapete regalare. Grazie. Io vi ricordo che la prossima settimana ospiti del Prosecco Classic Festival saranno il duo pianoforte e violino Giorgio Sini, Nicola Fregonese, sempre domenica 20 novembre alle 10:30. Buona domenica e grazie. Ebbene, spero sia stato un buon spettacolo, genuino, questo senza ombra di dubbio. Baicole fantastiche, avete visto che stupende ragazze e avete sentito che qualità di professionalità. Sono contentissimo di questa nostra nuova proposta. Continueremo nelle prossime settimane e vi daremo tutti i matinè, perché erano di matinè, di domenica, che abbiamo registrato, interessantissimi. Cerchiamo di mantenerci in guardia, non diamo pretesti, cerchiamo di non contaminarci, usiamo le mascherine, manteniamo le distanze
e come sempre prodotti italiani. Grazie e al prossimo appuntamento.